L'arma del potere, il libro di Pascal Schembri, è stato presentato a Roma. Il presidente dell'Associazione Culturale Cartagine, generale Alessandro Della Posta, ha organizzato nella prestigiosa cornice di Palazzo Valentini, nella sala dedicata a David Sassoli, la presentazione del libro L'arma del potere, perversioni e corruzione al Parlamento dello scrittore italo-francese Pascal Schembri. La presentazione del libro è stata moderata dal professore Pino Pelloni, che ha anche illustrato le caratteristiche di sicilianità di questo scrittore poliedrico che riesce a scrivere dei libri che coprono generi diversi nello stesso testo. Si tratta di una tecnica, dice, non molto comune, ma che l'autore Schembri riesce a conciliare in modo armonico, inserendo nello stesso testo il thriller, la narrativa e alcune citazioni riferibili ai fatti di vita vissuta dal nostro paese. Relatori di alto livello come la professoressa Katia Ranieri, il dottore Ciro Maddaloni, il colonnello Bartolomeo Casu hanno esaminato personaggi, storie ed intrecci narrati da Schembri, evidenziandone particolarità, novità, capacità dimostrata dall'autore di disegnare contesti complessi e misteriosi, a tratti difficili e scabrosi, ma illustrati con grande garbo e fantasia.